tecnicamente è molto preparato, sa parlare, sa poco parlare, però ci capisce le situazioni, cioè, mi piace, pure quando se non i vocali che mi serve per le presentazioni, è molto, cioè forse addirittura più sicuro, ma invece non è così, cioè, lui ha fatto quella cosa con me che andava fatta. Ah, quella... La società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. È la prima in casa del nuovo anno, anno nuovo e volti nuovi. È il giorno dell'esordio di Maurizio Grassi al Pallalavinium. L'ottavo posto di questa Fortitudo dista solo 5 punti e nel suo cammino ecco il Mantova calcio a 5 che non trova punti addirittura da ben 7 partite, quando pareggiò 4-4 con l'Active. L'imperativo oggi per la Fortitudo è ritrovarsi dopo il rotondo e sonoro 6-0 di Aversa contro il Napoli e deve quindi tornare a vincere. Benvenuti alla 17ª giornata della Serie A di Futsal, allo spettacolo che ci potrà offrire come sempre questo palcoscenico da me, Lorenzo Savi. Le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo, i soliti riti di iniziazione, i saluti. Ora è il tempo delle foto. Squadre che si presentano all'incontro con defezioni molto importanti da una parte e dall'altra. In casa Fortitudo mancano Dudu e Raubo, espulsi appunto nell'ultima uscita stagionale. Dall'altra parte manca il capocannoniere Misael. Allora vediamo quali saranno i quintetti scelti dai due allenatori. Oggi per il Mantova in panchina c'è il secondo allenatore, il signor Giovanni Luongo. Dall'altra parte per la Fortitudo, come detto, c'è Maurizio Grassi, la prima davanti ai suoi nuovi tifosi. Il quintetto scelto è composto da Matteus, Micheletto, Gattarelli e Michelangelo. Gattarelli ritrovato dopo l'esperienza a Lido di Ostia. Il Mantova si schiera con Ricordi tra i pali, Cabeza che muove il primo pallone, Baroni che subito riceve in avanti, c'è forse contatto falloso di Gattarelli, no, si continua a giocare. Michelangelo messo giù poi da Isulito. Appena riesco completo anche il quintetto del Mantova. Botta terrificante di Cabeza, palla larga, primo squillo del match dopo 14 secondi da parte del Mantova. Michelangelo converge e pensa subito alla conclusione, largo anche il suo destro, botta in risposta. Prime indicazioni da parte di mister Grassi che chiede la pressione alta. Donin riesce a sgusciare via, scarico su Esulito. Cabeza sull'ata orientata, prova giocata su Angelo,
spunta Micheletto col destro forte, Donin lo mura. Ricordiamo che all'andata terminò in parità sul risultato di 3-3. Ci aspettiamo quindi una partita sì equilibrata, ma che la Fortitudo forse anche più del Mantova deve portare a casa. Angelo, palla scodellata, Micheletto al volo, mancino largo senza deviazione. Cabeza, Donin, esulito di prima dal capitano, palla lunghissima. Sono i primi richiami di Chiara Perona, allora ne approfitto per presentare la terna composta appunto da Chiara Perona della sezione di Biella, coadiuvata da Davide De Ninno della sezione di Varese, al crono il signor Giovanni Zannola della sezione di Ostia Lido. Micheletto la muove per Michelangelo, Mateus nella sua nuova posizione da pivot, guadagna angolo e vediamo se Micheletto proverà a restituire l'assist a Michelangelo. È così, palla alta, Michelangelo para ricordi, Mateus non calcia verso la porta, rimane in avanti la Fortitudo. Mateus da Michelangelo, sterzata, mancino, murato, la palla cade e non viene colpita da Angelo che poi lotta due volte. Michelangelo, prima petto, poi piede, bacio alla traversa, vantaggio a Fortitudo dopo 1 minuto e 11, lo squillo del portoghese. Ammonito anche Michelangelo, oltre a mister Grassi, come vedete in inquadratura. Michelangelo credo per essere uscito dal campo, ma penso anche che non aveva alcun modo di fermare la corsa. Fatto sta che il primo provvedimento è stato tirato fuori ai danni di Michelangelo. Si riparte comunque dall'1-0 per la Fortitudo. Gattarelli, Michelangelo converge verso il centro, serve Micheletto, cambio lato su Mateus, ruotano in 4, Mateus guarda Gattarelli, lo serve anche Gattarelli, forte con deviazione, Angelo in rovesciata, rischia di farlo bellissimo, ricordi dice di no. Cabeza, Mateus di testa, poi esulito, palla lunga, Molitierno dopo il rimbalzo. Angelo, Micheletto, Gattarelli, sterza e va da Mateus, poi entra Gattarelli, Micheletto in banda proprio il 16, preferisce andare da Mateus, scambio nello stretto negato, da ritorno puntuale di esulito, Baroni in banda, Cabeza con lo scavetto, la fa scendere, prova a calciare, Mateus arriva prima, ricordi, prende campo, Cabeza, fallo in attacco, guadagnato da Gattarelli. Micheletto,
ha scaricato e ha tagliato Mateus. Gattarelli va sopra, Cabeza non riesce a tenerla in campo. Mateus, Bueno, Gattarelli rischia un po', Donin prova il break, Gattarelli torna solo sul pallone, concede rimessa al Mantova. Destro forte di Cabeza. Bueno, Mateus, Micheletto, va da Esposito, scarico e fallo, il secondo. Micheletto, suolata Mancina e destro forte. Ricordi, ci mette del suo, ha raddoppiato la fortitudo col gol di Micheletto. Cabeza, Esulito, prova ad andare da Baroni, chiuso, Ierai, cambio lato, perfetto su Bueno, 3 contro 2 possibile, Bueno dentro, Esposito con la punta, ricordi in angolo, applaude, stra contento mister Grassi. Esposito, palla fuori, Cesaroni, non si intende. Esulito, sposta e prova ad andare lungo, Ierai capisce dove sarebbe andato a finire il pallone, lo accomoda a Moliterno che lo ha già messo in gioco per Esposito, duetta con Cesaroni, cioè Bueno preferisce Ierai, incontro proprio il numero 11. Cabeza riesce a calciare sulla dormita di Bueno. Palla fuori, Donin, Cabeza, sfida Ierai, la sposta, Ierai lo guarda negli occhi, ora guarda il pallone, Cabeza cambia lato, Donin, controllo così e così, sfidato Esposito, murato da Esposito. Lemos, l'ex di questa gara, palla forte dentro, Donin lascia sfilare e lascia posto a Mascherona. Lemos, Donadoni, Lemos scarica e va, Cabeza manda fuori i giri Ierai, poi prova a calciare, murato dentro Salas, Donadoni, Tiago Lemos, ruota ancora il Mantova, Salas, Donadoni di prima, Mascherona, Esposito, non trova il tocco di Donadoni, che ora muove su Mascherona. Salas, Donadoni, dentro per Salas, gran palla, Salas con lo scavetto, Moliterno a dire no sulla dormita difensiva di Bueno, Ierai poi la manda più lontano che può, piccolo brivido
per la Fortitudo. Torna Michelangelo. Ierai verso Michelangelo, strattonato da Mascherona senza fallo. Donadoni, Salas protegge sull'arrivo di Ierai. Mascherona, Lemos, cambio lato Donadoni, controllo Mancino, sfida Cesaroni, va da Salas e vorrebbe il pallone di ritorno, invece c'è Lemos. Salas, girano ancora i tre qui dietro, Donadoni ondeggia, ancora da Salas, Mascherona chiede il movimento a Salas che va in porta, Murato sulla seconda palla, prima il Mantova, Salas, Lemos, ancora Donadoni e ancora Mantova. Salas prova ad andare solo, contrastato da Esposito, senza fallo. 6 minuti e 5 secondi trascorsi, Pomezia 2, Mantova 0, partenza fulminea della Fortitudo che ora rischia di farsi male da sola con l'imbucata di Ierai a Moliterno fuori dai pali. Angelo rischia un po', Mascherona, Esposito, cambio lato rischiosissimo, Ierai ci mette una pezza, ricordi con le mani, Tiago Lemos orienta, torna Donadoni a due tocchi, Mascherona da Donadoni, doppio tocco, la palla è ancora giocabile, Lemos, Salas, Mascherona da Ricordi che non poteva toccarla. Mantova concede una grossa occasione alla Fortitudo con questa punizione a 2 che andrà a battere la Fortitudo e appunto mister Grassi ha chiesto time out per organizzare la palla inattiva. Ierai sul punto di battuta, Ierai, Micheletto sulla linea, Donadoni a negare la doppietta al giocatore in maglia numero 7. Mascherona lungo da Salas, c'era solo Donadoni non visto, Mateus, Micheletto, Angelo di prima verso Mateus. Donadoni, Mascherona, Tiago Lemos, Salas lotta con Mateus, prova giocata su Micheletto, non passa, solo rimessa per il Mantova. Tiago Lemos, la mossa da Donadoni che torna proprio dal 17, sfidato Michelangelo, passa il pallone, Lemos no, arriva da Gattarelli, controllo col destro e conclusione mancina larga. Salas
da Donadoni. Salas con l'esterno, nella terra di nessuno, dove arriva Micheletto. Michelangelo, Mateus, Gattarelli la tiene su Salas, messo giù con un fallo, è il terzo. Michelangelo, Gattarelli in banda da Michelangelo che controlla bene, la palla però è uscita. Lemos prova il cambio lato verso Cabeza. Mascherona, si gioca con Ricordi, Donadoni, Tiago, Lemos, Micheletto, Lomura. Mascherona, Mateus prima di Cabeza, Micheletto, ancora Mateus, Bueno prima di Mascherona e si gira su Micheletto. Gattarelli chiama Mateus, pallone così e così, sulla seconda palla Cabeza che calcia forte e guadagna angolo. Lemos forte, Micheletto, Mura, poi Cabeza, sposta e calcia ancora Murato. Lemos da Cabeza, destro che finisce in out. Possesso ancora per il Mantova, Mascherona così così verso Cabeza. Mateus, Micheletto, taglio alle spalle di Gattarelli, servito con la testa Gattarelli, Ricordi con un guizzo. Ora Mateus forte, ancora Ricordi, poi Gattarelli due volte sulla terza palla, Bueno. Poi il rimpallo favorisce addirittura Baroni. Moltierno mette calma. Bueno, scarico, Gattarelli messo giù. Ancora fallo di Cabeza, quarto fallo e manca ancora più di metà del primo tempo. Micheletto verso Bueno, anticipato. Cesaroni, Mateus e poi Micheletto, giocata su Cabeza ma la perde. Cabeza, arriva Donin a dargli una mano, Donin palla in out, esulito sul punto di battuta, c'è fuori Baroni, servito Cabeza sul secondo che prova a calciare. Bueno in qualche modo, Molitierno la chiama, la fa sua, lancio verso Micheletto, riesce ad uscire molto bene Mantova, Donin sul secondo palo, non arriva Cabeza che poi va giù con tutta la porta a centimetri dal gol del 2-1 Mantova.
Baroni, Moliterno con la punta delle dita a metterla in angolo. Sono uscita un po' superficiale della Fortitudo. Esulito, palla sopra, Cabeza, controllo Mancino, destro piazzato, para Moliterno, poi Bueno in qualche modo reclamano un gioco da terra. Baroni, ancora fuori, Cabeza, sfidato Esposito, Esulito, cambio lato, Baroni va sul Mancino con deviazione. Baroni, la solita palla fuori per Cabeza che non riesce mai a calciare di prima intenzione, deve sempre sistemarla, questa volta apre troppo il piattone e palla larga. Cesaroni non la tiene in campo. 9:26 alla pausa. Donin, scodella verso Baroni che sfida Bueno, Baroni prova ad andare con un fallo, il quinto. Ierai verso Michelangelo, Donin in anticipo. Adesso il Mantova deve fare realmente i conti con questi falli. 9 minuti e 14 da giocare con 5 falli sulle spalle. Potrebbero essere difficili da gestire. Esposito, Ierai, c'è Moliterno, servito. A prendere campo Moliterno con poca fiducia. Baroni trova Cabeza, Cesaroni torna ma è impreciso. Donin con Ricordi che cerca Baroni, pallone imprendibile per il numero 7. E la Fortitudo ringrazia. Moliterno con le mani verso Michelangelo, Ricordi come può. Ierai, Cesaroni forte, Ricordi ci mette una pezza. Ierai, scodella, palla che esce, Cesaroni con la testa, rimessa ancora a Pometina. Ierai, doppio scambio con Cesaroni, fatto male poi Michelangelo, la sposta sul Mancino, Cabeza sulla linea. Ierai, palla sopra.
Cesaroni. Ierai, ancora il 19, torna da Moliterno, Ierai scappa via, seguito da Salas, cercato da Moliterno, trovato Ierai, tutto alla perfezione e la Fortitudo fa 3-0. e 10 sul cronometro, Pomezia sul +3 e time out più che doveroso dalle parti di Mantova. Si può tornare a giocare. Salas, Tiago Lemos, Donin verso Mascherona che torna dal 22, pressione forte di Pomezia. Salas lotta con Esposito che riesce ad andare 2 volte. Salas poi torna senza fallo, il fallo rischia di commetterlo e poi lo commette Esposito. Ne vuole 2 in barriera Moliterno, come avete potuto sentire. Donin sul blocco di Mascherona, servito Lemos, poi Salas prova addirittura ad alzarla, Ierai è vuoto, la porta è vuota, Salas non trova l'impatto col pallone. Tiago Lemos, Mascherona, Donin, sfida Esposito, cerca in banda Mascherona, pallone imprendibile. Moliterno verso Ierai, ricordi, l'ha già mossa di là, Donin, Lemos ancora da Donin, palla in angolo. Lemos, Angelo chiude la linea di passaggio, ancora Lemos, fuori da Donin, ancora Lemos. Moliterno verso Michelangelo, pallone che termina sul fondo, allora ricordi la può giocare vicino da Lemos, raddoppiato e allora altro regalo per la Fortitudo. Moliterno, Mateus verso Micheletto, Mascherona era arrivato con i tempi giusti
Moliterno, Lemos prima di Ricordi. Angelo dentro da Mateus, chiuso, allora Mascherona può ripartire su Esposito, arriva Micheletto che appoggia saggiamente da Moliterno, di prima da Mateus, allora la Fortitudo potrebbe anche spingere. Mateus aspetta un po' e va da Micheletto, Bueno, arriva Esposito, Micheletto, Mateus, Bueno, Micheletto sul movimento di Bueno, Gattarelli rischia in banda, Lemos va via con una gran giocata su Gattarelli che poi torna senza fallo secondo il direttore di gara. Gattarelli poi la mette fuori. Salas, Mascherona, gioca con Ricordi, può prendere campo, invece va da Salas, prova a girarsi il 15, Mascherona, torna da Salas, Salas fino in fondo, fallo di Mateus, anche giallo, il secondo ammonito della gara è Mateus. Quando siamo a 5:38 Cabeza sul punto di battuta. Cabeza forte verso la porta, Moliterno col petto, poi secondo palo Salas. Trova il tapin vincente. Il gol del Mantova. Sulla palla di Cabeza Salas esce bene dai blocchi e fa 3-1. Micheletto, Bueno, Micheletto pensa alla conclusione, deviata in angolo. Mateus verso Gattarelli, pallone impreciso, Donadoni con Ricordi che cerca Lemos, Gattarelli in anticipo, Micheletto con calma, cercato ancora Gattarelli, Ricordi la chiama e arriva prima. Ultimo quarto di tempo iniziato ora. Micheletto bisticcia un po' col pallone, arriva Lemos, la tiene Lemos, prova a servire Donadoni, ma torna Micheletto che attende la salita di Gattarelli, poi decide di andare da solo. Ottima copertura di Mascherona, aumentano gli applausi dalla panchina del Mantova perché forse questo gol ha dato qualche garanzia in più, qualche certezza in più alla squadra allenata oggi da Luongo. Bueno, Gattarelli steso da Salas, Bueno in porta,
ricordi come può, lanciato Salas che riesce a stopparla, poi il pallone sfila e Moliterno saggiamente va da Michelangelo, può sfidare Tiago Lemos. Mantova sempre a 5 falli. Bueno sposta su Donadoni che rischia un po', poi Matteus prima di Salas, Tiago Lemos contro Moliterno sotto le gambe. In meno di un minuto torna a contatto Mantova col break vincente di Tiago Lemos, il più classico dei gol degli ex. (3:57) e ora siamo 3-2, una partita che sembrava seguire binari già scritti. Grande la capacità del Mantova di rimanere attaccate ad un episodio. Gattarelli forte su Lemos, non c'è nulla. Bueno fino in fondo, prova il cambio lato, ritorna Lemos che scarica, Mascherona forte addosso a Matteus. Donadoni verso Cabeza, Michelangelo va da Bueno, ancora da Angelo, rischia un po' sulla pressione di Lemos, ottiene il massimo. Ierai a 2 tocchi da Bueno, Angelo ancora Bueno, in banda prova a sfidare Donadoni, va via Bueno, destro deviato. Ierai, palla forte dentro, non ci ha creduto abbastanza Gattarelli. Cesaroni, Gattarelli, Cesaroni prova ad andare su Cabeza che gli porta via il pallone, lo protegge e appoggia su Mascherona. Donadoni, Baroni, Cesaroni, Michelangelo da solo col mancino, ricordi, poi Cesaroni porta di nuovo sul +2 Pomezia, Paolo Cesaroni. Baroni, 2:18 sul cronometro, cambia di nuovo il parziale a Pomezia. Cabeza appoggia, Mascherona con la punta, Moliterno prima con un piede quasi a stoppare la conclusione di Mascherona e poi a bloccare, lancia Esposito. Ricordi, mette in moto Mascherona. Baroni ancora da Mascherona, Esposito a guidare la transizione. 3 contro 2 possibile, Cesaroni. Esposito, controllo mancino, suolata e conclusione col destro. Cesaroni verso Ierai. Ierai, palla fuori, ancora imprecisa.
Mascherona. Donin. 90 secondi al termine della prima frazione. Cabeza. Sfida Esposito. Prova ad andare Cabeza. Ultimo tocco di Esposito. Esulito Murato. Deve fare qualche metro in più per recuperare il pallone. Esulito, palla fuori, Cabeza al volo. Cesaroni nel posto giusto. Esulito ancora da Cabeza. Stavolta serve un grandissimo Moliterno. Mani nei capelli per Cabeza. Esulito ancora fuori, Cabeza, sempre la solita giocata, poi Donin, fallo e vediamo il cartellino giallo, sesto fallo del Mantova. Ammonito Donin, ma la notizia più importante è che ci sarà un tiro libero per la Fortitudo. (1:07) per dare di nuovo il +3 alla Fortitudo. Micheletto alza il braccio, dice calcio io. Rincorsa lunghissima nel numero 7. C'è il fischio, parte Micheletto, palla larga. Cabeza. Arriva Cesaroni, sta arrivando forte Ierai. Cabeza torna, ma non ottiene rimessa. Ierai forte, prima il palo, poi Ricordi, che per poco non la mette dentro da solo. Ricordi con le mani da Cabeza, la tiene in mezzo a due senza fallo secondo gli arbitri. Cesaroni forte, Ricordi prima, Esulito poi, ora Cesaroni, ancora Murato, ancora Cesaroni, ancora Ricordi. Ierai, palla forte dentro, deviazione sfortunata di Donin. 5-2 Fortitudo. Dopo Ricordi si fa del male anche Donin. Esulito, Donin, Baroni, ancora per il 22, cambio lato, Baroni contro Micheletto, prova ad andare, ma viene chiuso. Cabeza si gira su Ierai, Cabeza riesce a giocarla su Esulito, mancino Murato, poi Donin, 13 secondi, cercato Cabeza che però era andato via. Allora 10 secondi, Esposito sguarda il cronometro, vorrebbe fermarsi ma deve giocarla. Micheletto poi
fa capire che si può andare a riposo così. Arriva ora il duplice fischio degli arbitri, finisce la prima frazione tra Fortitudo e Mantova. Il risultato sorride ai padroni di casa, 5-2.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove si è chiuso il primo tempo in favore dei padroni di casa, che si sono imposti fino in qui per 5-2. A segno Ierai, che ha propiziato anche un autogol, Micheletto, Cesaroni e Michelangelo per il Mantova, che è già schierato in campo a dare un forte segnale forse alla Fortitudo. In gol l'ex della partita, Tiago Lemos e Salas. Pomezia che arriva ora. Abbiamo visto Gattarelli, ora Micheletto, sta arrivando poi Moliterno. Parlottano anche con volti distesi. Bueno e Angelo al rientro in campo. Salas sul punto di battuta. Come detto, manca la Fortitudo, che si schiera ora con Moliterno tra i pali, Micheletto, Angelo e Gattarelli a completare il quintetto. Poi Mateus, se non vado errato, è proprio il quintetto di partenza. Dall'altra parte Luongo si affida a Ricordi, Mascherona, Donadoni, Salas e Lemos via alle ostilità. Parte la ripresa, Micheletto subito con la giocata, Angelo da Micheletto, Lemos fino in fondo, diagonale lunga e chiude. Michelangelo, Moliterno indica Gattarelli come avrebbe dovuto colpire la palla, ovvero con la testa. Certo, forse con un rilancio un po' più preciso, come nell'occasione del gol di Ierai. Comunque rimessa per la Fortitudo. Micheletto da Mateus, potente ma Ricordi para. Salas, Lemos verso Mascherona, Mateus accomoda, Gattarelli con uno sforzo in più riesce a tenerla giocabile. Micheletto impreciso, Salas protegge su Mateus, prova a cambiare lato ma non riesce, protezione in mezzo a tre. Ottimo lavoro del 15 che rondeggia, sfida Mateus, sposta solo ora il pallone, Salas forte, Moliterno arriva, Gattarelli in qualche modo, Mascherona para Moliterno, ma il gioco è stato fermato perché la porta si è spostata. Ha più di qualcosa da ridire Enrico Ricordi. Mascherona, Lemos sul cambio, Mateus arriva preciso e puntuale. Donadoni, Mascherona, Salas, Lemos gioca con Ricordi, Lemos trova Donadoni con una gran palla, fortunato poi nel rimpallo, palla di là, Mascherona calcia al lato. Gattarelli, Michelangelo, arriva la pressione di Mascherona, Micheletto fa sfilare.
Angelo, Gattarelli, Miguel prova ad andare, messo giù da Lemos, no, secondo il direttore di gara. Mascherona, Salas, Donadoni rischia un po', Micheletto recupera, cambio lato su Michelangelo, in banda da Mateus che la tiene, torna dal 14, scarica e va, Gattarelli sposta con la suola, torna da Micheletto che può giocare anche con Moliterno, c'è un pallone in campo. Micheletto verso Mateus che protegge ed ottiene anche rimessa. Gattarelli, Micheletto da Gattarelli che perde il grip col Palavinium, rischia di farsi anche male. Salas prova ad andare su Mateus, Lemos sposta il pallone solo alla fine, numero su Gattarelli, Lemos calcia, poi doppia deviazione, angolo. Per il Mantova. Salas contro Mateus, Salas prova ad andare, Salas calcia. Lemos, doppio scambio, poi va a calciare sul primo palo, non c'è il tocco di Moliterno. (16:36) allo scadere, 5-2 per la Fortitudo. In questa ripresa ha avuto l'occasione per andare addirittura sul 6-2, ma ha anche rischiato di far tornare il Mantova a contatto. Donadoni messo giù, è stato fischiato solo fuori, allora Esposito può guidare la transizione. Micheletto sta arrivando, Ierai, Micheletto sterza, poi va da Michelangelo, Mascherona lo guarda negli occhi, ha qualcosa da ridire con Micheletto. Moliterno, contro movimento di Micheletto cercato, Mascherona preciso. Ierai, Esposito, Ierai prova ad andare, Cabeza lo porta in out. Esulito verso Cabeza, Ierai preciso, rischia poi sul controllo, arriva Esulito, 3 contro 2, Esulito punta centro, scarica, Cabeza forte, Moliterno para. Baroni sposta e prova a calciare Moliterno da Cesaroni. Bueno, Cesaroni, Ierai, Bueno prova la giocata, arriva Cesaroni, 2 volte con la testa, Mascherona poi prova a tornare Cesaroni, Baroni addosso a Bueno.
Ierai cerca Esposito, Esulito arriva prima, Bueno come può, si appoggia su Cesaroni che va da solo contro Baroni, la palla è uscita. Mascherone è costretto a scaraventarla via. Ierai, Cesaroni prova a rompere la linea. Ierai, Esposito può giocare anche con Molitierno, lo fa con calma. Bueno, gran palla per Esposito che ora può andare a 2 contro 2. Cesaroni ha preso campo la Fortitudo, Bueno con la punta, grande azione della Fortitudo. Attento Ricordi. Cabeza, Donin, ancora Cabeza, sta arrivando Esulito, Cabeza va addirittura in porta. Per poco non beffa Molitierno. Ierai verso Bueno, Ricordi arriva, la mette giù e gioca su Baroni. 3 contro 2, Baroni. Cesaroni forse con un braccio, non secondo gli arbitri. Donin, Cabeza prova a passare su Ierai, Esposito di là, Bueno sposta ma litiga col pallone e allora subentra Baroni che è 1 contro 3 e ottiene il massimo. Donin, Baroni, Cabeza in mezzo a 2, Cabeza si gira, 3 contro 1, servito Baroni dentro, Cabeza chiuso da Bueno, poi il bolide di Donin con deviazione, palla dentro, Cesaroni forte, rischia la frittata la Fortitudo che segue i cambi a palla avversaria. Lemos, c'è il break di Angelo che prova ad andare fino in fondo da solo. Michelangelo forte, Donin la addormenta lì. Michelangelo, Micheletto con la punta. Palla larga. Donin verso Cabeza. Mateus sbaglia i tempi, ma per sua fortuna Cabeza non arriva sul pallone. Michelangelo tenuto da Mascherona con un fallo. Palla sopra, Mateus prova ad andare, Cabeza arriva, puntuale. Gattarelli riesce a lavorare un pallone così e così, datogli da Micheletto, poi Angelo. Angelo prova a tornare da Micheletto,
Mascherona in angolo, Micheletto, palla dentro, Ricordi para, la mette giù, prova a ripartire, Ricordi con l'esterno, impreciso da Cabeza e lo sguardo di Cabeza la dice lunga. (11:35), Micheletto sul taglio di Michelangelo, Micheletto, palla lunga, Moliterno, palla lunga per Micheletto. Si torna a giocare da portiere a portiere, per usare un termine poco adatto. Lemos, Mascherona con la punta. Si muove Donadoni. Mascherona da Salas. Cambio lato Lemos. Salas, Donadoni. Chiedono 2 a Lemos. 3 contro 2, servito ora Donadoni. Parata di Moliterno in uscita. E si prende gli applausi del Pallavinium. Palla fuori, Mascherona. Salas prova a spostarla, poi protegge, Mascherona la mette fuori. Ricordi da Salas, Matteus senza fallo, solo sul pallone, Michelangelo, Micheletto verso Matteus, sbraccia un po'. Micheletto, Michelangelo. Matteus inseguito da Mascherona, Gattarelli a 2 tocchi nella terra di nessuno. Ierai, Micheletto, lascia lì, Ierai ancora. Prova ad andare in porta. Dopo la deviazione, le mani di Ricordi che lanciano lungo verso Donadoni. Ierai con precisione da Bueno. Poi Gattarelli prova ad andare via. Lemos come può. Salas prima di Micheletto. Confusione, Salas spezza il raddoppio. Subendo fallo. Ricordi verso Mascherona, palla larga. Ricordi, Mascherona,
Lemos, Donadoni, scodella verso Mascherona che la porta avanti con la testa, poi spunta Gattarelli. 8:40 al termine. Gattarelli, la porta è vuota, Gattarelli, palla larga. Preparano portiere di movimento gli uomini di Luongo. C'è Esulito con la maglia rossa. Cabeza, Donin, subito il break, Esposito a porta vuota. Cabeza chiude. Ierai verso Michelangelo, la palla non esce, la tiene sotto la suola Michelangelo che poi prova a girarsi sul ritorno di Donin. Poi Salas. Esulito, Cabeza. Cabeza rischia un po', commette fallo Michelangelo. Cabeza, Donin, pallone così e così, Cabeza da Donin che la tiene in gioco, esce Salas. Cabeza, Donin, ancora il capitano. Da Donin, tra le linee. Prova a calciare ma viene murato. Cabeza, pensa anche alla conclusione. Sposta, calcia! Palo pieno. Ierai lungo, Mateus prima di Lemos ma solo per un momento. Ricordi verso Salas, Ierai arriva prima, poi Michelangelo sul raddoppio di Salas, ultimo tocco del 14. E ancora power play per il Mantova. Cabeza, Salas, che è Sulito. Donin. Ierai in qualche modo. Donin. Ancora da Cabeza, 5:55. Cabeza, Donin, ci ripensa, va dal capitano, Lemos controlla, secondo palo. Ha segnato il Mantova. 5-3. Rete da attribuire forse a Esulito, vediamo. Non si capisce bene se l'ultimo tocco è stato di Esulito o di Mateus, forse del secondo. Fatto sta che il Mantova sale a quota 3 a 5:40 dallo scadere, un gol che potrebbe in qualche modo risvegliare una partita che, come nella prima frazione, sembrava, forse uso un eufemismo, ma morta e sepolta, perché è vero il Mantova ha avuto belle occasioni nella ripresa, ma la Fortitudo la stava gestendo molto bene. 5:30 di gestione, di sofferenza, di sacrificio, di edizione per gli uomini di Grassi.
5:30. Ovviamente dall'altra parte di speranza per il Mantova. Donin, Cabeza, Donin, controllo così e così, avrebbe potuto anche calciare. Donin, Cabeza, Esulito, sposta, Esulito forte, Moliterno, la porta è vuota, Moliterno calcia, Donin arriva, chiedono un tocco di mano che non c'è. Esulito, Donin, Cabeza, Donin rischia non poco, Angelo calcia come può. e 21 e time out per il Mantova. Si torna a giocare. Donin. Esulito cambia lato. La porta è vuota. Ierai ostacolato in qualche modo da Lemos. Poi Angelo prova la gran giocata. Esposito in palleggio. Cabeza con una mano. Anche il giallo per il capitano del Mantova. Che ha detto di no, ma effettivamente un tocco c'è stato. Ierai forte, ricordi, riesce a parare e poi deve scappare via per favorire la giocata a Esulito. Esposito, Ierai verso Michelangelo,
Mascherona lungo. Moliterno verso Michelangelo, ricordi in qualche modo. Cercato Salas che protegge. Uno sguardo al cronometro per Cabeza, perché comunque il Mantova è a solo 2 reti di distanza, lo sappiamo, in questo sport basta un attimo. Esulito, 2,55 allo scadere. Cabeza, Donin, Baroni, Cabeza, Baroni, Donin, da Esulito che sposta e va in porta, trova il piedone di Ierai. Donin pensa anche alla conclusione, poi torna da Baroni. Cabeza, 150 secondi alla fine. Donin, di là, Baroni, angolo. Cabeza, Salas, Donin, da Esulito, poi Cabeza. Esulito, cambio lato, Salas si appoggia, Donin col mancino, Moliterno con i pugni, Ierai dopo lo stop prova ad andare in porta, Cabeza con lucidità, poi prova a calciare, qui un po' meno lucido. Mateus la spara più lontano che può, non fa tanta strada la palla calciata da Mateus, perché siamo ancora lì con Donin a muoverla. Esulito, Salas prova il cambio lato, Esposito con la porta vuota. Cabeza, da Esulito, Donin, dentro Salas, Esulito, Mateus, poi Esposito che questa volta trova il gol che forse vale la parola fine. 6-3 per il Pomezia. Uno dei volti già noti a mister Grassi, non poteva che essere lui uno dei protagonisti col gol che porta Pomezia sempre più vicina a una vittoria che sarebbe molto importante, perché come detto in apertura l'ottavo posto dista solo 5 punti. Ora Ierai, Michelangelo, la palla non è entrata secondo il direttore di gara. Tra le lamentele del pubblico, appena avremo modo lo rivedremo. Donin con la punta, palla forte, Michelangelo messo giù, Donin calcia, crampi per Michelangelo. Rivediamo Moliterno con poi la testa di Ierai, testa di Baroni. La palla di Michelangelo sembra aver colpito il ferro interno. Paolo, no. Sì, no, ma il replay è chiaro proprio, vedi.
41 secondi separano la Fortitudo da 3 punti molto importanti. Cesaroni da Ierai, c'è tempo ancora per il Mantova per imbastire un'altra trama offensiva. Donin, Mascherona, Donin, Cabeza, 18 secondi, Salas, secondo palo, Ierai, rischia l'autorete, sarebbe stata la terza della gara, compresa quella di Donin. Ora Cabeza vuole calciare, palla larga, 8 secondi alla fine, Molletierno, Mascherona fa cenno di fermarsi, Cabeza anche, Salas in pressione, Ierai è costretto a scappare, Ierai di là, Mascherona manda agli archivi, titoli di coda, è buona la prima in casa di Mister Grassi, la Fortitudo non fa sconti al Mantova e si impone per 6-3 e porta a casa 3 punti pesantissimi per la sua corsa ai playoff. Per il Mantova è la 7ª sconfitta consecutiva. Ci sto? Funziona? Come sempre attendiamo il contributo dal campo di Alessandro Bellardini con i 2 mister. Tanto ti faccio una domanda e via. Allora vedo Alessandro, a te la linea. Amici di Futsal TV, prendiamo la linea dal Palalavinium dove è appena terminata la partita tra Fortitudo, Pomezia e Mantova Calcio a 5. Siamo con il direttore del Mantova, Cristiano Rondelli. Allora direttore, l'avevamo detto prima della partita, un periodo un po' sfortunato per questo Mantova Calcio a 5 che anche oggi al Palalavinium ha fatto la prestazione ma è dovuta uscire con l'ennesima sconfitta di questa stagione. Penso che la partita l'avete vista un po' tutti e hai detto bene tu, una partita secondo me abbastanza segnata per alcune imprecisioni del primo tempo. Secondo tempo il Mantova secondo me ha fatto la partita che doveva fare era quella del secondo tempo. Mantova venuto anche con l'assenza di Misael, giocatore molto importante ma che comunque ha detto bene nel secondo tempo, ha fatto sicuramente una prestazione importante. E adesso direttore? E adesso noi cercheremo di finire degnamente questo campionato, anche se la matematica non ci condanna ancora. Io credo che le speranze siano ormai ridotte non al Lumicino, ma il Lumicino sia ormai quasi spento. In settimana hai speso parole importanti, hai parlato di un progetto che comunque riguarderà anche la prossima stagione, dopo questa partita probabilmente ancora più attuale. Sì, noi andremo avanti, come ho detto, a giugno festeggiamo i 10 anni di attività della società, spero che il periodo di sfortuna finisca con questa stagione, perché il Mantova vuole assolutamente ripartire, vuole andare, credo, e rimanere nella categoria che gli compete. Allora ringraziamo Cristiano Rondelli, gli auguriamo un buon ritorno a Mantova e aspettiamo qui ai nostri microfoni mister Maurizio Grassi, ecco che ci sta raggiungendo proprio in questo momento. E allora siamo con un sorridente e ha ragione Maurizio Grassi. Mister, l'avevi detto in fase di presentazione, oggi bisognava vincere necessariamente ed è arrivata questa vittoria meritata, una vittoria con 6 gol, una vittoria veramente importante quest'oggi. Sì, è una vittoria meritatissima, abbiamo approcciato la partita nel modo giusto, pressato fortissimo dal primo minuto, abbiamo giocato bene
abbiamo avuto un attimo di appannamento quando abbiamo preso quei 2 gol, però veramente non posso dire niente alla squadra, va bene così. Una fortitudo di Maurizio Grassi, che hai parlato appunto di abbiamo pressato, che pressa tantissimo sul portatore di palla avversario, una squadra che credo che stia cominciando a far vedere quello che tu forse chiedi in settimana. Ma sì, io credo in questo, credo nella pressione. Per me poi una squadra del genere non puoi stare a metà campo, ci vuole pressione sul pallone e poi una volta che recuperi palla la qualità è tanta e i gol ci sono. Ricordiamo oggi mancava Murillo, mancava Michele, mancava Dudù. Questa è una squadra troppo importante che aveva bisogno di avere consapevolezza e quindi questo risultato ci può portare consapevolezza nell'affrontare la partita di martedì, che sarà una partita difficile ma sarà una battaglia perché noi vogliamo passare. Mister, la tua gestione è iniziata con 2 vittorie e lo stop di Napoli e un primo mini bilancio che credo si possa definire positivo. Ma no, perché non mi piace prendere gol, ho preso 9-10 gol in 3 partite e non mi piace, quindi dobbiamo migliorare e dobbiamo lavorare. Sì, i risultati dice 6 punti, però a me non piace prendere gol, i ragazzi lo sanno, preferisco vincere 1-0 che fare 6-0, ma la squadra deve 6-1, voglio dire, ma la squadra deve essere così, compatta, unita e così arriveremo ai nostri obiettivi. Prima di salutarti, martedì si va a Catania, campo difficilissimo per un turno di Coppa Italia di eliminazione diretta, un trofeo al quale so che tu tieni tanto, la società tiene tanto, servirà veramente una grande fortitudo martedì sera. Sì, perché è un trofeo bellissimo, andare a giocare la Final Four di Coppa Italia sarà una cosa bellissima, quindi la società ci tiene, io ci tengo moltissimo, i ragazzi ci tengono moltissimo, ritroveremo Dudù, ritroveremo Michele, stiamo arrivando quasi al completo, perché mancherà solamente Murillo, ma manca veramente poco, pure al rientro di Murillo, quindi noi andremo lì, come ho detto prima, in un campo difficilissimo contro un'ottima squadra, ma ci giocheremo le nostre carte, che saranno tante le nostre carte, e noi andiamo lì e cercheremo di portare a casa il risultato. E allora ringraziamo mister Maurizio Grassi e ridiamo la linea allo studio. E allora da Pomezia è davvero tutto, il mio cordiale saluto e ci risentiamo sempre su questi schermi, sempre su Futsal TV.